Amici del canale RCM, buongiorno a tutti. Eccoci a un nuovo appuntamento con l'arte e con la musica. Oggi lo facciamo con Luca Maciachini. Ciao, buongiorno Luca. Ciao a tutti, ciao Maurizio. Ciao carissimo, che è bello sentire un artista come te, vederti, sei un autore, un compositore, un musicista. Ecco, ma io direi di partire un pochettino con una pennellata. Come nasce la tua passione per la musica e poi dopo è sfociata anche come attore, come teatro, e cinema e quant'altro. La cosa strana che racconto sempre è che io avevo un nonno musicista e un nonno attore, quindi il DNA si è poi non professionisti, intendiamoci, ognuno aveva un altro lavoro, però probabilmente questo si è condensato nel mio fattore genetico e in effetti io ho cominciato già all'età di 4-5 anni a ascoltare i primi dischi di Fabrizio De André, di Giorgio Gaber, di Nanni Svampa. E a 11 anni ho iniziato lo studio della chitarra classica, portando sempre avanti anche la passione per il teatro, che ho coltivato sin dai tempi del liceo e subito dopo la maturità con l'iscrizione alla Scuola d'Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano. Ho affrontato diversi generi, ma la canzone d'autore, il teatro canzone di stampo di Gaberiano, Dario Fo, Enzo Iannacci, insomma la scuola è quella, Bellissimo. è sempre stato il mio specifico. E da allora non ho più smesso. Eccomi qua. Bellissimo, bellissimo Luca. Ecco, poi diciamo tu hai unito queste due componenti che sono la musica, quindi sei anche un diplomato, se non sbaglio, in In chitarra, chitarra classica al in conservatorio. chitarra classica al conservatorio. Ecco, com'è che nasce proprio questo connubio di unire la musica, la chitarra all'arte e poi all'attore, ecco. In realtà io li ho sempre considerati facce di uno stesso prisma, Ecco, cioè io non credo tanto alla canzone d'autore pura che del cantautore che si mette lì e canta senza preoccuparsi dell'espressione e della comunicazione col pubblico. Ci deve essere un po' una condensazione di esatto. fattori e in effetti la scuola di Gaber, di Dario Fo, oltre allo studio della tecnica attoriale d'arte drammatica, la Paolo Grassi mi ha aiutato molto avendo affrontato anche alcuni testi classici come Chekhov, come Oscar Wilde, Shakespeare, come credo hanno fatto un po' tutti nel percorso. E poi nella chitarra classica i grandi autori per lo strumento, che però poi sono sfociati anche in autori più moderni e questo mi ha portato anche a sviluppare un po' più settori, più campi che fanno di me quello che sono oggi. E il bello è non fermarsi mai. Da tutt'oggi a 53 anni continuo a studiare chitarra jazz, pianoforte jazz e il bello è continuare a scoprire per non perdere l'entusiasmo e per capire che fino all'ultimo giorno non è mai finita, anche a Bellissimo, 100 anni si può imparare. bellissimo, grande, grande Luca. Ecco, hai fatto anche cinema o teatro? Ho fatto teatro e anche Eh, cinema, ho fatto un ruolo nella banda dei Babbi Natale di Aldo, Giovanni e Giacomo, ero il ragazzo sordomuto che portava il pesciolino a Giovanni, però poi la cosa è continuata più in Svizzera, io lavoro molto nella Svizzera italiana, nella radio svizzera italiana dove lavoro come attore dei radiodrammi e poi ho partecipato ad alcuni film che sono andati in onda appunto sul canale della televisione svizzera, per esempio Un casot da Natal, vuol dire un bordello di Natale, certo. insieme ad altri attori ticinesi. E poi adesso ci sarà anche un documentario su Anthony Burgess, l'autore di Arancia Meccanica, però nel versante musicale. Andrà in onda per la televisione svizzera a partire da maggio in poi. Io sarò un intervistatore del tipo David Letterman Show. Meraviglioso. Ecco, una curiosità che possono porsi da casa. Ecco, ma l'attore teatrale e l'attore cinematografico sono due ruoli diversi. Ecco, se ci Eh. puoi descrivere le emozioni, cioè cosa si prova, oppure raccontami qualcosa, ecco. Ma io ti potrei raccontare, stare qua per mesi, Ci credo. perché in realtà si pensa che qualcuno pensa che siano 2 mestieri completamente diversi. Non è del tutto sbagliato. È vero però che per quanto si facciano frittate diverse, l'uovo rimane quello. Nel teatro è più estesa la questione della mimica, degli gesti, della espressione. Invece nel cinema è tutto molto più dettagliato, tutto molto più piccolo. È paradossalmente più difficile perché si dice less is more, fare meno è meglio. Sì,
Però come lo fai? Di fronte a una macchina da presa che può riprenderti da prospettive di cui tu non sei mai pienamente conscio, è ben tutt'altra cosa dall'essere su un palco dove sai che hai gli spettatori su di te e in qualunque momento ti vedono più o meno lo stesso. Quindi sì, sono esperienze diverse, ma che possono continuamente stimolarti a cercare sempre di più anche piccole cose di te. Meraviglioso. Ecco, il tuo viaggio musicale viene raccontato attraverso degli album Sì. che hai composto, ecco, per arrivare poi ai giorni d'oggi che porti in scena uno spettacolo meraviglioso, tra cui a breve sarai anche al Teatro Udini di Cagliari. Ecco, raccontami Esatto. qualcosa in proposito. Ma allora, in realtà questo presentazione del nuovo CD che si chiama Nuovo Cantacronache volume 9 è un po' la summa di alcuni spettacoli che ho portato in scena in questi ultimi anni. Infatti ho scelto per la scaletta dell'album di mettere dentro le canzoni di 3 miei spettacoli, ovvero Giorgio Ambrosoli, dedicato all'avvocato Ambrosoli, ha fatto ammazzare da Michele Sindona nel 1979 perché stava indagando sul fallimento delle sue banche. Ecco. Poi Morti in Progress, amianto e dintorni, dedicato alle morti sul lavoro per le cause del mesotelioma e dell'asbestosi da lavoro di amianto. E poi Casa Rossa Casa, uno spettacolo di recentissimo conio sul femminicidio, che è un tema che purtroppo va sempre di moda, e ho deciso assieme ai miei coautori Antonio Zamberletti e Michela Marelli di dare voce anche a questi aspetti. Quindi questa volta presenteremo le canzoni di questi spettacoli, più un inedito assoluto che ho scritto nel 2005, si chiama Il disco di partito, dedicato alla moda molto effimera di pubblicare dei dischi a 45 giri da parte delle sezioni stampa, da parte del Partito Socialista Italiano e del Partito Comunista Italiano negli anni 70. Un brano molto bizzarro che però ho ritirato fuori per l'occasione. Meraviglioso. Bene, allora tutti quanti al Teatro Udini di Cagliari in via Molise 2 per vedere Luca Macciacchini dal vivo che ci trasmetterà tantissime emozioni. Venerdì 20 marzo alle Benissimo, 19. alla grande. Luca, grazie mille per questa tua comparsa nel nostro canale, è stato un vero piacere, ma presto ti verremo a trovare di persona. Grazie a voi, Un arrivederci. abbraccio, ciao a tutti!